Se fossi Zaia non sottovaluterei assolutamente Flavio Tosi. È un uomo molto arrabbiato, è un uomo che è stato deluso e ferito profondamente. Alessandra Moretti parla così del sindaco di Verona. Sa che dopo Zaia si trova davanti un altro temibile avversario, ma nulla la frena nella corsa verso Palazzo Balbi. Per 20 anni, dice, la Lega ha fatto promesse irrealizzabili. Tanta delusione da parte dei veneti che hanno e devono trovare il coraggio di cambiare, la voglia di cambiamento. Lei propone maggiori spazi di autogoverno sin dal primo giorno dopo le elezioni, parla di ricette anticrisi con uno sportello regionale per le attività produttive e antiburocrazia, secondo la linea delle riforme di semplificazione messe in atto dal governo Renzi da adattare in versione Veneto. Le beghe di chi ieri indossava la camicia verde, oggi la felpetta nera, dice, non interessano a me né ai veneti. Vede un accordo sotterraneo Moretti-Tosi invece Jacopo Berti, il candidato presidente dei 5 Stelle. La Moretti è drastica, risponde questa è fantapolitica, ma il pentastellato attacca Tosi anche sulla presunta alleanza con l'NCD di Alfano. Noi non abbiamo bisogno di questi personaggi che cercano a tutti i costi l'apposto, la posizione, di piazzare i propri, appunto di riciclare sempre le stesse facce. Basta! Intanto si comincia a discutere anche dell'esposizione mediatica dei candidati. Il consigliere regionale Ruzzante ha presentato un esposto al Corecom contro la RAI, chiedendo maggior controllo sulle reti pubbliche. L'apertura della campagna di Alessandra Moretti, infatti, sarebbe scesa, a suo dire troppo, nella scaletta del TG. È diventata la quinta notizia, c'erano quasi 3.000 persone di fronte ad altre notizie assolutamente di rango inferiore, manifestazioni con Salvini e Zaia di 300 persone, è stata data la priorità a questa notizia, la trovo assolutamente inaccettabile.